Grazie, abbiamo concluso la serie di interventi di questa mattinata, però appunto per le conclusioni finali io chiamo qui sul palco il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Spunti direi che ce ne sono stati tanti in questa mattinata, immagino che sia anche un po' difficile tirare un po' le fila, allora il futuro, come andremo a tessere il futuro per la Vittorio Veneto di domani? Grazie, non difficile, difficilissimo direi. Mi permetto di ringraziare intanto il pubblico molto attento e partecipe e soprattutto i relatori di questa mattinata, perché hanno disegnato una città poliedrica, però come ho avuto occasione di dire in altri ambiti, viva e vivace. È stato citato prima, abbiamo da poco concluso tutte le cerimonie che hanno coinvolto la nostra città in questo centenario e oggi abbiamo fatto questo convegno. Non sono cose così distanti, perché se il centenario in qualche modo ha cercato di svolgere una riflessione sulle identità e sulla storia della città, questo libro davvero molto interessante, per cui ringrazio soprattutto fra gli altri tutti gli autori, ma soprattutto l'amico Sergio Maset, che ha curato in maniera autorevole e confezionato. Grazie. Questo testo si è colto dagli interventi di questa mattina che ci sono le prospettive e sono state messe in chiaro quelle che possono essere le strategie, alcune delle strategie, perché Vittorio Veneto, mantenendo la propria identità, possa, io non dico crescere, ma continuare a crescere globalmente, anche se alcuni dati sono stati citati prima, non sono del tutto positivi, ma molti sono positivi. C'è intanto una narrazione, i dati che ha portato Sergio Maset sono chiarissimi, per cui Vittorio Veneto, probabilmente proprio dal 70, quando dagli anni 70 la zona industriale è stata collocata a sud, non è più una città industriale. I dati dicono esattamente il contrario. Spiace, spero che questi dati girino adesso in città, perché? Perché anche in un ultimo dibattito a cui ho assistito si è sentito dire Vittorio Veneto deve vivere di turismo. Non è la sua vocazione, Vittorio Veneto deve vivere anche di turismo e i dati, lo ha sottolineato anche la dottoressa Cavallini prima, i dati che noi abbiamo dal 2014 in poi, presenze e pernottamenti in Vittorio Veneto crescono a doppia cifra tutti gli anni, quindi anche il turismo è cresciuto, ma non solo il turismo fra virgolette culturale, anche il turismo, o meglio, le permanenze in città grazie alla nostra zona industriale. L'amministrazione ha cercato di fare la propria parte anche in questo senso. La dottoressa Gribaudi parlava prima delle nostre aziende che sono internazionali, per fortuna dico io, perché hanno retto in maniera molto chiara quella gravissima crisi iniziata nel 2008-2009 che speriamo tutti di esserci messi alle spalle, almeno per la maggior parte, per gli aspetti più gravi. Il Comune ha cercato di fare qualcosina per la prima volta nel 2017 a Washington, poi a Londra per ben 2 mostre e una a Canberra, ha portato il nostro fondo Marzocchi, quello del Museo della Battaglia, che grazie anche all'intervento delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 2 mandati e a un finanziamento europeo, è rinato, è stato completamente risollevato. Non si poteva non fare ovviamente questa operazione, soprattutto nel centenario. La vocazione industriale manufatturiera della nostra città credo sia oggi, spero definitivamente, inequivocabilmente sancita. I dati occupazionali, fra l'altro, lo dicono. È necessario però fare ancora più rete.
si è parlato di servizi scolastici, di servizi socioassistenziali, ma è stato fatto notare che dall'amico professor Franco Posocco, è vero che oggi ci sono le PEC, ma servono ancora i servizi bancari, i servizi postali e altri tipi di servizi consulenziali, legali, finanziari, eccetera. Non è buona cosa per una città, per un polo industriale come il nostro, avere tutti i servizi lontani da essa, per cui un ripensamento di alcuni immobili, anche grandi, che abbiamo a Vittorio Veneto, penso soprattutto agli ex opifici che c'erano nella nostra città, per un riutilizzo che possa essere anche a servizio della nostra fiorente, per fortuna, zona industriale, 4.000 occupati, è sicuramente utile e doveroso ripensarlo. Ci auguriamo che, fra l'altro, da quel che si comprende la nuova legge urbanistica, quella che sostituirà il piano casa regionale, dovrebbe, dico, secondo i rumors, andare in questa direzione. Ma non solo i vecchi opifici, perché, lo ha detto in maniera molto netta il dottor Castro, il presidente dell'IPAB, il pubblico dovrebbe, dico, ma può almeno utilizzare le proprie risorse anche per altro tipo di immobili, e gli esempi che sono stati citati sono chiarissimi. Ma anche l'imprenditoria più illuminata, dico io, ha in parte, soprattutto però nella parte sud della città, cominciato da diversi anni a riutilizzare i vecchi immobili per servizi alla persona. Se voi fate un giro lungo l'asse del Meschio, che era il vecchio motore energetico delle industrie, le cartiere, poi soprattutto quelle laniere, in molti vecchi immobili ci sono delle attività a servizio della zona industriale o attività per servizi alla persona. In ogni caso si è colto da più di un intervento la posizione geografica, direi quasi ideale, della nostra città, cioè in qualche modo che potrebbe essere crocevia fra altre realtà abbastanza omogenee, Belluno, Treviso e Pordenone, potrebbe fare di Vittorio Veneto un polo, come dire, aggregatore ancora più vivace. La condizione essenziale però, perché questo avvenga, è che ci sia, come dire, un contesto sia sociale che istituzionale aperto, che non si chiuda, non si rattrappisca su se stesso. Ricordiamo, abbiamo davvero festeggiato quell'evento, che Vittorio Veneto, nel 150esimo, Vittorio Veneto nasce nel 1866, non da una separazione o da una scissione, ma da una fusione, da un'unione spontanea di due realtà diverse, perché erano diversissime, è stato ricordato sempre da Franco Posocco, con origini ben diverse, Ceneda e Serravalle. Quindi da più di un secolo, da quasi 2 secoli, Vittorio vuole mettere insieme le diverse competenze, le diverse esperienze, le diverse caratteristiche, le diversità di ognuno per creare comunità, per creare valore. D'altro canto Vittorio Veneto, ricordiamo, ha anche avuto, soprattutto nell'ultimo secolo, la fortuna di avere al suo interno 2 istituzioni che non hanno il monopensiero, e cioè sono da un lato il seminario vescovile e dall'altro il più importante comando militare italiano, uno per missione e l'altro per mestiere. Hanno comunque anche creato nella nostra città delle vivacità culturali e sociali necessarie per la crescita. Altre 2 piccolissime osservazioni. Collaborazione, l'ho ricordato la dottoressa Cavallini, scuola, impresa, ente locale, sono stati portati degli esempi. Una ulteriore, migliore ancora collaborazione non può che portare frutti, perché la contaminazione in questo senso è positiva, e l'esempio che ha portato anche il preside del MAS è emblematica. La contaminazione in questo senso porta sì davvero solo frutti positivi. Infine mi permetto un'osservazione da sindaco uscente. Oggi, e speriamo che questo
piccolo testo possa davvero trovare diffusione, non solo che sia nelle librerie, ma sia letto e poi riposto nelle librerie di molte case vittoriesi, soprattutto di chi intende occuparsi della propria comunità, perché i dati sono, come ho detto prima, inequivocabili e che vorrei che questi fossero come dire, lo stile anche di questa prossima campagna elettorale, non solo grida, insulti e sopraffazione dell'avversario che talvolta viene considerato un nemico, ma una pacata discussione su quello che è il nostro, perché ci coinvolge tutti, è comune, no, a tutti noi il nostro futuro. Quindi né grida né insulti, ma pacata discussione. Tutto ciò sarebbe non solo utile, ma dico ancora e finalmente o di nuovo molto vittoriese. Grazie. Grazie Sindaco. Concludiamo quindi questa intensa mattinata. Grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti e grazie a tutti voi per essere stati qui in questa mattinata. Grazie.